una chiacchierata a 360 gradi su quei temi che vengono bollati, dicevamo prima, come etici, come se gli altri non lo fossero, ma vabbè, usiamo questi termini tanto per... Convenzionale. Esattamente, facciamo ancora una chiacchierata con lui e con lui soltanto per mettere altri argomenti sul tavolo, poi apriremo le linee sia alle telefonate allo 0266 20 35 29, cominciate a segnarvi il numero se per voi è una novità, oppure per SMS fin da subito, se li volete scrivere, sono al 346 64 277 56, con quelli potete interferire immediatamente. Avevamo iniziato a parlare di legge Scalfarotto, abbiamo precisato come è in realtà una appendice della legge Mancino, ma ci siamo dimenticati di dire che tra le rassicurazioni di Scalfarotto c'è anche il fatto che c'è una clausola di salvaguardia che in teoria dovrebbe prevedere la disapplicazione in caso di libera espressione del proprio pensiero. È davvero così? Allora, intanto il fatto già che ci sia una clausola di salvaguardia la dice lunga. Vuol dire che l'ordinamento ha paura che qualcosa non funzioni, se no non avrebbe senso la clausola. In realtà questa clausola cosa dice? Dice due cose. Cioè, introdotte uno con l'emendamento Verini e uno con il subemendamento Gitti. Cioè, la prima dice, attenti, che le opinioni espresse nel pluralismo delle idee non sono discriminazione a condizione che non istighino all'odio e alla violenza. La seconda invece parte, quella del subemendamento Gitti, dice che tutte le affermazioni omofobe fatte all'interno di gruppi, associazioni, movimenti, partiti o chiese non sono punibili. Non sono punibili. Cominciamo dalla prima. Allora, primo, qui siamo nel campo delicatissimo del diritto penale. Vuol dire che se la legge non definisce precisamente i concetti vengono definiti come abbiamo visto dal giudice. Ora, il codice penale, per esempio, non definisce cos'è l'odio. Cos'è l'odio? No? Allora, se guardiamo quello che accade nel resto d'Europa, anche in Inghilterra, che conosce già queste leggi, il concetto di hate speech, cioè appunto il discorso che istiga all'odio, è un contenitore che ha tutto. Cioè ha il fatto di opporsi ai matrimoni omosessuali, il fatto di opporsi all'adozione, il fatto di considerare l'omosessualità una condizione moralmente riprovevole, cioè. Quindi attenti. E anche il concetto di violenza è discutibile. Io pensavo fosse pacifico, ma quando il 20 ottobre dell'anno scorso ho fatto un confronto con l'onorevole Scalfarotto al liceo scientifico Cavour di Roma, a un certo punto lui si è rivolto a me dicendo: stia attento avvocato, che esiste anche una violenza verbale, perché le parole sono pietre. Se lei dice che la condizione mia e del mio compagno è moralmente riprovevole o che io non mi posso sposare, questa è violenza verbale. Quindi anche da questo punto di vista, sì, odio e violenza, opinione, sono concetti non definiti dal codice penale, quindi verranno rimessi alla discrezionalità del giudice. Il secondo aspetto si liquida subito, è una stupidaggine. Cioè quello dice, se io rubo personalmente, commetto un furto e vado in galera. Se noi tre qui ci associamo e facciamo l'associazione dei ladri, rubiamo, non siamo punibili. Quanti secondi dura, secondo voi, davanti alla Corte Costituzionale questo ragionamento, considerando che nel nostro sistema di solito l'elemento associativo aggrava il reato, non è mai una scriminante? Poi, come si fa logicamente a sostenere che l'omofobia individuale è un comportamento penalmente rilevante? L'omofobia collettiva non è lecita. E in ogni caso, su questo punto, ci ha pensato lo stesso Scalfarotto per iscritto a dare la sua interpretazione autentica e chiarirlo, perché quando il 20 settembre del 2013, cioè il giorno dopo l'approvazione della legge alla Camera, l'Arcigay gli ha scritto dicendo: ma cosa hai fatto? Hai approvato la cosiddetta norma salvavescovi? Lui ha risposto dicendo: avete letto bene, lì c'è scritto che le affermazioni fatte all'interno, non all'esterno di associazioni, movimenti, partiti o chiese. Tradotto, i cattolici, per esempio, nel chiuso delle loro sacrestie, possono leggere San Paolo, il catechismo, tutte le cose più omofobe del mondo. Fuori no. E quando il 20 ottobre al liceo scientifico Cavour, avendo l'opportunità di fare questo confronto con Scalfarotto, gli ho chiesto conferma di questa sua interpretazione, lui ha detto certamente così.
Ecco, quello che così come opinione personale mi viene a sottolineare è che alla fine c'è un clima da incarognimento un po' revanchista, nel senso che il cattolicesimo, nel bene e nel male, dal Concilio Vaticano II a Papa Francesco, dei passi nei confronti della modernità, e perdonatemi tutti questi termini così semplicistici, certamente li ha fatti. Questi passi verso la modernità da una parte di, diciamo così, da una fetta di popolazione molto piccola ma molto agguerrita e mi viene da dire incarognita, vengono vissuti come momenti di debolezza e quindi io ci leggo una sorta di revanchismo nei confronti, diciamo, di quella che è stata la cultura cattolica in Italia, questa impalcatura gigantesca che nel bene e nel male ha retto il paese, diciamo, fino al crollo della democrazia cristiana, sempre per usare una data semplicistica. È una mia impressione o un po'... No, questo è altamente verosimile, anzi è un'analisi che ha un suo fondamento anche convincente. Peccato che però, esatto, questa analisi, questa cosa, il revanchismo, come sempre, fa passare in secondo piano i fatti. Esatto. E crea questo clima in cui non si può parlare serenamente di come sta evolvendo la famiglia, che sarebbe un argomento interessante. E infatti questo è il punto, lo dicevamo prima, cioè, il problema è che se la famiglia in qualche modo evolve, perché non possiamo neanche pensare che tutto si cristallizzi, no? Allora, è chiaro che se esiste una evoluzione dell'istituto familiare naturale, la legge può stare attenta a questo fenomeno, ma deve essere la legge che regola il fenomeno, non la legge che impone un modello come si vuole fare. Questo, l'aspetto pericoloso è proprio l'imposizione di un modello culturale attraverso lo strumento legislativo. Perché è vero, ma oggi io lo vedo anche girando l'Italia, cioè, e non c'è bisogno di essere cattolici, ma c'è tanta gente che per esempio sulle adozioni alle coppie omosessuali ha dei fortissimi dubbi, o alla procreazione artificiale per le coppie omosessuali ha dei fortissimi dubbi, no? Ma noi non possiamo, allora, se la maggioranza della società su questi temi non ci sta, non è che si deve imporre un modello legislativo per farli maturare tutti e arrivare a quella cosa lì. Ripeto, neanche se lo vuole l'Europa, perché bisogna ribadire che tutta questa roba qui, a cominciare dall'UNAR, dal documenti UNAR, risponde a una logica superiore. No, è imposta dall'Europa. E risponde, ripeto, secondo me anche a una logica superiore. E risponde a una logica, certamente. Anche commerciale. E arriviamo al secondo punto. Non c'è dubbio, anzi, cosa c'è dietro tutto questo? Perché in realtà, guardate, io conosco tantissimi omosessuali. Tra l'altro, noi in questo studio abbiamo ospitato Platinet con orgoglio, e lo rivendichiamo. Guarda, avete letto cosa dice Dolce Gabbana? Dolce Gabbana, loro sono contrarissimi al matrimonio omosessuale, dicono che è una stupidaggine, sono contrarissimi all'adozione. Tra l'altro mi pare Gabbana o Dolce abbia detto, se io pensare che non avessi avuto la mia mamma, perché ma è agghiacciante. Cioè, la stragrande maggioranza degli omosessuali vive la sua condizione ed è rispettabilissima, perché qui non è un problema di condanna, certo. Cioè, qui ma loro dicono che soltanto una piccola lobby ideologizzata, politicizzata e ricchissima, che sta portando avanti con un fanatismo ideologico che fa paura e arriva alla violenza. Guardiamo cosa è successo a sabato, no? O alle sentinelle in piedi. Interroghiamoci su questo, perché il problema non sono gli omosessuali, che ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno, no? Ma è l'uso, anzi loro sono strumentalizzati. Gli stessi omosessuali sono strumentalizzati da un uso ideologico di una lobby che è potentissima, e tra l'altro dietro tutta questa roba qui, diciamolo ai radioascoltatori, amici, c'è il business, Dio Mammona, il denaro. Infatti ci arriviamo, perché il caso più, diciamo così, emblematico e paradossale che abbiamo vissuto nell'ultimo anno è stato sicuramente quello di Barilla. Barilla, intervistato da una radio, fa notare come nelle sue pubblicità lui ritrae soltanto famiglie, tra virgolette, normali, perché quello è una scelta di marketing che rassicura il pubblico e dà un'idea di calore domestico in senso tradizionale. Bene, più o meno ha usato queste parole, non ha certo istigato all'odio o cose simili. Peggio. Comunque il fatto stesso di aver escluso che nei suoi spot di libero imprenditore lui vuole ritrarre delle famiglie omosessuali ha scatenato contro Barilla una repressione non
diciamo sulla base di leggi, ma sulla base di una condanna mediatica senza appello, che l'ha portato peraltro poi a fare un passo indietro e a promettere che presto farà degli spot anche con le famiglie omosessuali. La vicenda di Barilla va analizzata molto attentamente perché è sintomatica. Allora, a lui hanno fatto 3 domande. Gli hanno detto: lei cosa ne pensa dei rapporti omosessuali? E lui ha risposto: ma per quanto mi riguarda, 2 omosessuali possono fare quel che vogliono. Anzi, ha detto, per me, Guido Barilla, si possono anche sposare. Quindi favorevole al matrimonio gay. Gli fanno la seconda domanda. Quindi dice: tra poco vedremo anche la famiglia omosessuale nella pubblicità. E lui dice: ma per il momento i nostri consulenti della comunicazione ci dicono che il target resta la cosiddetta famiglia tradizionale, perché la donna ha un suo ruolo, la cucina. Terza domanda che gli costa la testa, perché è stata quella la domanda, è: se lei è favorevole alle convivenze e ai matrimoni omosessuali, sarà senz'altro favorevole all'adozione dei minori. E lui ha detto: no, sono assolutamente contrario. Perché? Mentre nella convivenza e nel matrimonio c'è la libera scelta di 2 adulti consenzienti, nell'adozione c'è un terzo soggetto, il figlio, che subisce la scelta. Quindi sono contrarissimo. Che cosa è accaduto? Che il giorno dopo tutte le maggiori testate giornalistiche del mondo, Times, New York Times, El País, Le Monde, Le Figaro, sono partiti con un linciaggio mediatico. Anzi, è partita anche un'iniziativa boicotta Barilla, di boicottaggio economico. Lui è costretto a fare questo video tristissimo che tutti abbiamo visto, in cui chiede scusa e dice che ha tante cose. Assomiglia ai video degli ostaggi. No, sai a me cos'è? A me è assomigliato a un'altra cosa. Io quando l'ho visto ho pensato subito allo Zindao. Sapete cos'è? Lo Zindao è l'autodenuncia pubblica, l'autocritica che si fa nei campi di rieducazione maoisti. Me ne sono perso. Questo qui. Ma attenti, quello che è grave della vicenda Barilla è quello che è successo dopo, che pochi sanno. Perché dopo Barilla SpA non solo ha dovuto assumere David Mixner, che è il guru dell'omosessualismo americano internazionale, come consulente, ma ha dovuto fare 3 cose. Primo, ha introdotto in azienda il Diversity and Inclusion Board, cioè il Comitato per la Diversità e l'Inclusione, composto di diverse personalità internazionali esperte di diritti LGBT, per modificare in senso gay friendly la politica esterna di Barilla SpA. Secondo, ha introdotto il Chief Diversity Officer, cioè un dirigente, un manager tra l'amministratore delegato e il direttore finanziario, per modificare in senso gay friendly la politica interna di Barilla SpA. In questo momento la carica è ricoperta da un'avvocatessa brasiliana esperta di diritti LGBT. Terzo, Barilla SpA si è sottoposta al Corporate Equality Index, cioè un sistema di monitoraggio internazionale per monitorare e controllare mese per mese lo stato di avanzamento della politica gay friendly interna e esterna di Barilla SpA. E Barilla SpA ha fatto domanda per ottenere il prestigiosissimo marchio di azienda internazionale gay friendly. Bene, dopo un anno di rieducazione e dopo un anno di monitoraggio, Barilla SpA finalmente ha ottenuto il marchio e oggi è la prima azienda gay friendly italiana. Mi fai morire di invidia. Questo per dimostrare che la lobby gay non esiste e che c'è la libertà assoluta di dire quello che mi fai morire di invidia. E io adesso chiamo il regista. Io voglio Radio Padania, prima radio gay friendly d'Italia, e provo subito a conquistarmi le simpatie delle lobby internazionali con la canzone più gay friendly della storia. Se la ballate, fatevi delle domande se siete eterosessuali o no. Quindi se siete, diciamo, eterosessuali, doc, dovete rimanere immobili. Se fate andare anche solo il piedino, io ve lo dico, At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second you'd be back to bother me. Go now, go. Walk down the door. Just turn around now. You're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not all. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I
Only the Lord to give me strength not to fall apart. Though I tried hard to mend the pieces of my broken heart. And I spent all so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry. But now I hold my head up high and you see me. Somebody new. I'm not that chained up little person still in love with you. And so you felt like dropping in and just expecting to be free. Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Boy, now, Lord, oh, God, Lord, just turn around now. You're not welcome anymore. When you're the one who tried to crush me with your fire, did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, no, not I will survive. And as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. Allora, io lo dico, sia io che Gianfranco, il piedino un po' è andato. Io ve lo dico, non so voi a casa, però se è successo a noi, chissà voi a casa, vi starete scatenando. Pubblicità, poi torniamo qui a parlare molto seriamente di cosa sta succedendo nelle scuole riguardo all'omofobia. I vostri sms non pensiate che non li stiamo leggendo e poi li leggeremo pubblicamente, ma prima un po' di pubblicità con la Gloria che ci accompagna. Su una Toyota Hybrid ci sono cantanti stonati e cantanti esagerati. Cosa hanno in comune? Sono tutti felici. Con Paper Drive, gamma Toyota Hybrid, è tua da €150 al mese con 4 anni di manutenzione e garanzia. TAG 634. Dettagli su toyota.it. Provala durante gli Happy Hybrid Days e scopri la felicità di guidare l'ibrido Toyota. Toyota Hybrid. La felicità riparte dall'ibrido. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Nella casa del futuro l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Missione possibile. Su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E torniamo in diretta con Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita. Stiamo facendo questa puntata in cui parliamo di omofobia, di leggi che vanno a limitare, punto di domanda, la libertà di stampa, la libertà di pensiero. Le opinioni le abbiamo dette, le vostre le sentiremo tra poco, ma prima dobbiamo focalizzarci su un aspetto molto molto delicato, ossia il tipo di educazione alla sessualità, si dice così, che si sta facendo nelle scuole. Io ti chiedo una riflessione preliminare. Il fatto di scegliere un istituto, a me viene sempre a dire totalitario, come la scuola, cioè un posto dove non è che scegli che cosa studiare, a che ora entrare, eccetera, un posto dove ci sono regole molto rigide e dove si presuppone che chi ti insegna ti dica la verità. Almeno questa dovrebbe essere il prezzo che paghi, che viene pagato alla tua, diciamo così, disponibilità oraria. Bene, utilizzare la scuola per fare un'educazione alla sessualità
non è già di per sé qualsiasi tipo di educazione alla sessualità sia una violenza che si fa sull'individuo e sulla libera capacità dell'individuo di autoeducarsi alla sessualità con gli amici, con i familiari, con i film porno, in tutto quel modo in cui noi ci siamo autoeducati, e in questo noi non so se inserisco anche te, ma sicuramente inserisco il regista. Assolutamente sì, siamo così, ma è sempre stato così. Cioè, soprattutto sulla sessualità, intanto l'ambito più naturale è quello della famiglia, dove lo si può prendere senza traumi, piano piano, con i dovuti modi, tempi, gli amici, cioè è un mondo molto delicato che non può essere utilizzato in questa maniera, perché è vero, attento, con la scusa della sessualità si fa passare tutto, il modello di nuova famiglia fatta da persone dello stesso sesso, il gender, tutto. E allora attenzione, perché allora questo quadra, perché la scuola è sempre stata vista dal potere dittatoriale come un luogo privilegiato per l'indottrinamento. Io ricordo sempre, sapete qual era la dizione completa del Ministero della Pubblica Istruzione tedesco al tempo del Terzo Reich? Era Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, cioè Ministero dell'Istruzione Pubblica e Propaganda. E non era un caso che queste due competenze dell'istruzione e propaganda fossero tutte e due unite in quel dicastero. E sapete chi è stato il ministro della pubblica istruzione tedesco dal 1933 fino alla fine? Un certo dottor Joseph Goebbels. Cioè, questo è tipico dei sistemi ed è quello che sta accadendo. Infatti, partiamo da un documento che tutti gli ascoltatori dovrebbero leggere. È un documento sempre di questo famigerato UNAR, che si intitola Strategia nazionale per combattere l'omofobia 2013-2015, è molto più lungo ma il succo è questo, ed è un documento orwelliano perché tocca tutti i punti più delicati della società: l'istruzione, l'educazione, il lavoro, la sicurezza, la comunicazione, i giornalisti. Ecco, sull'educazione e l'istruzione questo documento dice che da qui al 2015, e manca un anno in corso, un anno, in tutte le scuole di ogni ordine e grado d'Italia bisognerà introdurre corsi di formazione per il personale docente e non docente, anche i bidelli, sui diritti LGBT. Accreditare le associazioni LGBT come enti formativi presso il Ministero della Pubblica Istruzione, cioè Arcigay, ente formativo dell'istruzione. Eliminare tutta la modulistica didattica amministrativa che discrimini la famiglia omogenitoriale, cioè genitore 1 e genitore 2 al posto di padre e madre in tutte le scuole. Poi, siccome in italiano era un po' troppo forte, hanno usato l'inglese che adesso va di moda. Allora, bisogna introdurre l'empowerment delle persone LGBT a scuola, cioè letteralmente empowerment in inglese significa dare potere, ma bisogna dare potere. Bisogna introdurre questo concetto anche a livello dirigenziale e introdurre il diversity management, che vedremo cos'è. Poi bisognerà incentivare il coming out dei ragazzi, cioè l'esternazione della propria omosessualità, e anche l'identità di genere, cioè dire ai ragazzi dovete guardarvi bene dentro per capire se davvero siete maschi o femmine, uomini o donne, indipendentemente dal vostro sesso biologico. E poi introdurre bibliografia omosessualista, tipo quello che è successo al liceo classico Giulio Cesare di Roma con il romanzo 6 come 6 di Melania Mazzucco, che è un romanzo che tra le altre cose descriveva con un linguaggio da rivista pornografico e dettagli che non possiamo riferire in radio, il rapporto orale fra due ragazzini, di cui uno... Però ti dico, Gianfranco, finché questo succede in un liceo classico, penso che, almeno io personalmente non mi scandalizzo, se la pensate diversamente, questa è la radio di tutti, 346 64 277 56, perché alla fine siamo in un'età della pubertà dove se due ragazzini leggono, secondo me, la descrizione pornografica di un rapporto orale, sono ormai vaccinati a qualsiasi tipo di immaginario sessuale da quello che vedono a casa, mentre mi sembra, ma magari sono io a sbagliare, che l'infanzia e le scuole medie rappresentano un discorso diverso. Su questo bisogna sempre stare molto attenti ed è delicato, perché torniamo alla questione della famiglia. In quella vicenda lì del Giulio Cesare ci sono stati dei ragazzi, in particolare una ragazza di 14 anni, che si è sentita, lei ha detto, io ho sentito la mia sensibilità ferita e non ha rifiutato di continuare a leggere. Ora, questa roba qui, il punto è, la cosa grave del Giulio Cesare è che i genitori non sono stati coinvolti in questa scelta educativa. Cioè tu devi dare anche ai genitori la possibilità di dire: l'educazione sessuale ai miei figli
Voglio che la scuola la insegni dando del materiale pornografico? No. Posso legittimamente dire sì o no, perché se no torniamo al discorso del potere, cioè i genitori devono avere, anzi, sapete dove sta scritto che i genitori hanno il diritto di priorità nell'educazione dei propri figli rispetto allo Stato? Dove è Costituzione? No, la Costituzione lo dice in modo, no, testualmente come dico io, cioè i genitori hanno diritto. Dove? L'articolo 26, terzo comma della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. E lo sai perché nel 1948, quando è stata scritta la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, si è inserito questo principio che prima, essendo pacifico, non era contemplato sull'esperienza dei totalitarismi. Perché dopo la guerra l'esperienza aveva dimostrato come era stato devastante e distruttivo il Volksausklärung, cioè l'istruzione pubblica statale del Terzo Reich. Cioè, allora si è capito che, tanto è vero che su questa vicenda del Giulio Cesare, ed è sintomatico, quando al ministro Giannini hanno chiesto un commento, lei subito ha detto no, è tutto a posto, perché gli studenti e i professori erano d'accordo. Ma manca un terzo soggetto. I soggetti nella scuola sono 3. Ci sono gli insegnanti, ci sono gli studenti e ci sono anche i genitori. Infatti è un lapsus freudiano del ministro che poi l'hanno fatto notare, ma la dice lunga sul fatto di estromettere i genitori. Mentre quello che è devastante davvero è quello che sta accadendo nelle scuole elementari, materne elementari. Allora qui questo, signori cari ascoltatori. Cioè non siamo qua a parlare di quale stile di vita è meglio, noi siamo qua a denunciare che sta succedendo della roba strana ai bambini all'asilo. Cioè. Allora, attenzione. C'è un documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché tutta questa roba viene sempre da fuori dalla nostra cultura popolare, no? Questo documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità divide i giovani in fasce di età, da 0 a 4 anni, 4, 6, 6, 9, 9, 12, 12, 15. Allora, prendiamo la fascia più delicata, appunto, che riguarda gli asili elementari. 0-6 anni. Da 0 a 6 anni, questo documento dice che fra le varie cose, i bambini di quell'età devono essere introdotti alla masturbazione infantile precoce. 2, alla capacità di identificare i genitali fino al dettaglio, quindi clitoride dei bambini. 3, il cosiddetto gioco del dottore. E 4, che forse è peggio dei primi 3, alla identità di genere, cioè non siete maschietti o femminucci, ma dovete decidere cosa essere. Ora, noi come giuristi per la vita diamo la nostra attività legale gratuita a tutti i genitori che incappano in questa follia. Vedete, la prima segnalazione che ci è avvenuta sulla, chiamiamola così, fisicità, è stata da Roma. Un genitore, ascoltando il figlio che tornava di 6 anni da scuola e faceva discorsi di questo tipo, ha immediatamente pensato all'intervento esterno di un adulto, no? È corso a scuola, ha chiamato tutte le maestre, gli ha detto aprite bene gli occhi, state attenti a quello che sta succedendo, perché qui c'è qualcuno di strano che gira. Tutte le maestre, tutte, lo hanno aggredito dandogli del bigotto, del retrogrado, perché gli hanno detto siamo stati noi, stiamo applicando lo standard per l'educazione sessuale. Il genitore ha giustamente reagito, dice siete pazze, e gli hanno dato del bigotto. Lui ha preso il figlio e l'ha portato via. Noi abbiamo valutato anche se ci fossero gli estremi per un'azione legale, perché come definisci tu un adulto che insegna a un bambino di 6 anni a toccarsi? Ma il fatto che avvenga a scuola rende tutto più inquietante, che la tua domanda è, diciamo, quasi retorica. Esatto, no? Però aspetta. Poi avviene a scuola. No, ma la cosa è, però, attento che... Dove tu non puoi scappare, attento, certo, questa è la violenza dell'indottrinamento. Però attento che non è così. Perché guarda, io sono talmente relativista che se tu mi dici corso facoltativo pomeridiano per chi vuole insegnare ai propri figli da 0 a 6 anni a fare le peggio cose, non c'è dubbio. Lì, vabbè, stiamo facendo ovviamente un'ipotesi assurda, ma quantomeno uno decide se e come. Lì sei obbligato. Certo, però sta attento che questa è una posizione tua ragionevole, ma c'è gente che sostiene il contrario. Io a Trento, in una sera, quando ho fatto questa domanda, che di solito nel resto d'Italia mi rispondono in tutti i modi, pedofilo, porco, maniaco, a Trento mi hanno risposto un educatore. Cioè c'è gente che difende questo modello. Ma vedi, qui però siamo nel campo della natura, perversa. Quello che sta diventando invece inquietante e che sta spaccando la testa dei bambini è il discorso del gender. Cioè dovete scegliere se essere maschietti o femminuccia. Qui ci sono le sperimentazioni più agghiaggianti. Sono scuole materne dove vestono i bambini da bambini e viceversa, fanno giocare i bambini con le bambole e le bambine con i trenini,
c'è la vecchia scuola. I trenini, attenzione, non coi soldatini. No, perché i quello è soldatini politically sono- correct, bravo. Allora, c'è la vecchia scuola Mattei di Roma dove truccano i bambini da donna anche col rossetto, grazie all'ausilio degli educatori esterni dell'associazione Scosse. Nella scuola I Sei Colori di Ugo di Roma, scuola materna, per la prima volta quest'anno hanno deciso di cancellare e non festeggiare più la festa del papà per non discriminare una bambina che aveva 2 mamme lesbiche. Poi stanno arrivando purtroppo anche gli sex box qui del Canton Ticino, sapete, no? I genitali di peluche, la vagina e il pene piccolino per far capire ai bambini delle elementari come si procrea, e poi tutte le fiabe che stanno girando, le 2 principesse che si sposano, che vivono felici e contenti, il principe che si innamora dello scudiero, scappano e si sposano, che ci può anche sorridere, però bisogna stare attenti, perché le fiabe hanno una forza pedagogica come hanno avuto per noi, no? Cappuccetto Certo. Rosso, ma ci sono delle cose che, Con la differenza che insomma i fratelli Grimm non si occupavano di orientamento sessuale, si No. occupavano di archetipi un po' più profondi. no, dell'uomo. esattamente. In più stiamo attenti, vi dico soltanto una cosa che è accaduta in una scuola qui nel nord Italia, per la recita di Natale, attenti, hanno fatto insegnare questa filastrocca ai bambini. Mary, questa qua, eccola qua, più ricche e più felici, dura pochissimo. Emma è una bimba molto speciale, le piace ridere, correre e sognare. Le sue 2 mamme l'amano tanto e tutte e 3 stanno un incanto. Giocano, cantano e sono felici. Mamma Mimì, ma che dico agli amici? Di che hai 2 mamme e che insieme noi 3 siamo più felici e più ricche di un re. Emma saltella, conta 3 su le dita, soffiali in su, che bel dono è la vita. Ora, a Natale. Allora, andiamo avanti. No, andiamo avanti, mica è finito. Nella questione del Posso genere. dire però una cosa, che cioè, l'agghiacciante non è poi in sé il fatto delle 2 mamme. Secondo me l'agghiacciante è che questa cosa si impari a scuola e che diventi Certo, cioè, che tu stai manipolando le fasce più manipolabili, Esatto. indifese, attenzione, perché il problema perché è io mi metto adesso, facciamo il caso, si fa sempre il caso specifico, no? Mettiamo una famiglia che divorzia, la donna dopo il divorzio ha una figlia e convive con un'altra donna perché è bisessuale, mettiamo questo caso. Allora quello è un caso singolo che non ha una diffusione di fatto statistica molto ampia e che bisognerebbe dire, ma qui è il buon senso, agli insegnanti di avere l'intelligenza di trattare in modo tale che non sia discriminatorio. Questo è un fatto. Ma certo, il problema è Che che quello che è sempre stato fatto. Certo, Perché non stiamo scoprendo degli alieni che arrivano da un altro pianeta, i bisessuali, gli omosessuali. Ogni persona è un orientamento sessuale diverso, io credo, nel mondo. Il discorso però è che non lo scopriamo oggi, lo scopriamo 2-3 mila anni fa. E per 2-3 mila anni fa il pensiero della civiltà occidentale non si è mai permesso di arrivare a queste Sì, sono però, davvero delle ascolta, follie. però è esattamente così. Ma quando i bambini di questa filastrocca a Natale hanno chiesto alla maestra, ma come fanno 2 mamme ad avere un bambino? C'è il materiale didattico. È arrivata, non lo possiamo dire, è arrivata la seconda storiella. No? Brevissima. Vai, facciamoci del male. Mary e Franci, ci sono i disegnini ovviamente, Mary e Franci si amavano e volevano fare una famiglia proprio come un uomo e una donna. Ma per fare un bimbo ci vogliono un uomo e una donna. La donna ha l'ovino nella pancia e l'uomo mette il semino. Mary e Franci erano 2 donne, avevano solo ovini, mancava il semino. Ma in Olanda c'è una clinica dove dei signori gentili donano i loro semini per chi non ne ha. Mary, Franci si è fatta dare un semino nella clinica olandese e l'ha messo nella pancia di Mary, dove ha incontrato l'ovino. Margherita ha cominciato a crescere. Margherita ha 2 mamme, solo una l'ha portata nella pancia, ma entrambe insieme l'hanno messa al mondo. Sono i suoi genitori. Mary e Franci volevano una famiglia numerosa. Così, dopo 4 anni, Franci si è fatta dare un altro semino e l'ha messo nella pancia di Mary. Che bella sorpresa! Nella pancia di Mary sono cresciuti 2 bambini vicini, Giorgio e Raffaele. Sono gemelli e si assomigliano come 2 gocce d'acqua, ma solo nell'aspetto. Sono passati altri 2 anni e le mamme sono ripartite. Questa volta è stata Mary a farsi dare un semino e l'ha messo nella pancia di Franci. È nato Antonio, il loro 4º figlio. Ecco una famiglia numerosa, con 2 mamme, 4 figli e 3 gatti.
Ecco, questo è, diciamo, fa chiaramente vedere una tendenza che c'è e che purtroppo è sposata da tante persone. Io sinceramente su questa riesco a essere un po' meno democratico che riguardo altre opinioni, che è quella di considerare l'essere umano come una sorta di scorta di materiale genetico da poter utilizzare per creare pezzi di ricambio, figli. Ricordiamo che queste cose comunque poi si fanno anche a pagamento. Sono soltanto, bisognerebbe dire, allora, diciamo le cose come. Allora, al di là di queste fiabe, sapete come funziona il meccanismo? Così. Intanto non c'è donazione è una parola falsa, c'è mercimonio, la parola è compravendita. Non so, gli altri ascoltatori ricorderanno la fotografia di quei due uomini, quei due maschi col bambino commossi, no, che ha fatto il giro del mondo. Sapete come funziona quella roba lì? Così, state attenti. Gli ovociti si comprano. E sapete dove si comprano? Nei campus universitari americani. Le ragazze, per pagarsi l'affitto e pagarsi gli studi, vendono i propri ovociti. E come avviene questa cosa? Mica puoi andare lì e vendere, no. C'è un criterio molto rigido. Si guarda il quoziente intellettivo, la fattezza fisica, devi essere bella, intelligente, carina e simpatica. E se su 150 domande tu sei la fortunata che viene scelta, la fortuna consiste in questo, cioè ti fanno un bombardamento ormonale devastante, gli ovociti diventano come degli acini d'uva e poi un prelievo che è molto pericoloso. Una nostra amica, Jennifer Lan, californiana, quando ha scoperto questa roba qui, ha voluto indagare per vedere anche a livello statistico la medicina e ha scoperto che c'è un tabù, non se ne parla. No, un'omertà. Cosa ha fatto lei? Ha fatto un documentario che si intitola Eggsploitation ed è andata a intervistare decine e decine di ragazze. Sapete cosa ha scoperto? Che molte ragazze, tante purtroppo, dopo questa cosa devastante non possono più avere figli. Molte hanno avuto anche delle conseguenze fisiche gravi, tumori, alcune sono morte. Allora lei ha intervistato queste ragazze. Allora cosa fanno? Comprano l'ovocita sfruttando il bisogno di queste ragazze. Poi siccome la materia preziosa è l'ovocita e loro non vogliono i maschietti che le ragazze si affezionino troppo al bambino, cosa fanno? Prendono l'ovocita, vanno in India, danno 500 euro a una disgraziata indiana, la fanno ingravidare, cioè lei fa da utero in affitto. Tra l'altro all'indiana fanno firmare un contratto in cui si impegna che nel caso in cui il bambino sia difettoso si impegna ad abortire. Anzi, andiamo a monte. Dai. Funziona così: i due maschietti mischiano lo sperma in modo che non si sappia subito se è tuo o mio. Poi comprano, sfruttando il bisogno di queste ragazze, gli ovociti. Vanno in India. Domanda: le femministe dove sono finite? Cioè qui ci sono donne che vendono, costrette a vendere pezzi, questo è schiavismo. E quando si parlava di neocolonialismo o di sfruttamento del terzo mondo, cos'è questa roba qui con l'India? Però andiamo avanti sul discorso del genere, perché nelle varie follie che ci sono piovute da tutta Italia, no? E tra l'altro io settimana prossima pubblicherò un libro che raccoglie tutte queste cose agghiaccianti, si chiama Gender Distruzione. Quella che più mi ha colpito è quando una mamma mi ha telefonato e mi ha detto: sa, mia figlia è tornata da scuola e mi ha detto: mamma, la maestra ci ha insegnato che ci sono i maschietti, le femminucce e Stellina. E la mamma dice: scusa, chi è Stellina? La bambina fa: sì mamma, Stellina è tutte e due, maschietti e femminuccia. E la mamma dice: no, guarda, questa è una stupidaggine. Ma la maestra si sbaglia. Dice: no mamma, sta attento, perché in classe nostra ci sono 3 stelline. Cioè ne hanno già rovinati 3. Ora noi abbiamo una maturità, una capacità critica che ci consente di dire che questa roba qui è una follia. Ma da 0 a 6 anni questa capacità non c'è. E la cosa incredibile è che su questa stanno toccando i piccoli. Su questa roba qui bisognerebbe andare in piazza a fare la rivoluzione. Invece non solo questo sta accadendo nell'indifferenza generalizzata, ma se tu ti opponi, e sei un bigotto, sei uno che si oppone al progresso. Anzi, non sapete qual è il progresso scientifico che ci aspetta su questa roba qui? Questo: il servizio sanitario britannico in Inghilterra ha autorizzato l'immissione in commercio di un farmaco, il Gonapeptil, che blocca la pubertà a 9 anni per dare più tempo ai bambini per decidere se essere maschietto o femminuccia. E sapete come funziona? Sono delle iniezioni mensili. Possiamo immaginarlo. Iniezioni mensili sullo stomaco Ci siamo fatti che per i bambini bloccano
lo sviluppo della voce e dei peli, e nelle bambine bloccano il ciclo e lo sviluppo del sesso. Gianfranco, ti fermo, questo è il progresso scientifico che ci aspetta. Non perché sono sinceramente umanamente inorridito da quello che comunque ci hai raccontato, e dando allora sei omofobo, certo. Perché dire che questa roba qui è disgustosa è omofobia. È un'opinione finora, per ora legale. Però esatto, quello che ti volevo dire è appunto questo. Ti ringrazio prima di tutto di aver comunque, anche se da una parte critica, fatto vedere cosa c'è dietro delle parole che altrimenti ci scivolano via: utero in affitto, fecondazione, eccetera. Però qui chiudiamo un attimo l'argomento, anche perché siamo andati un po' lunghi e purtroppo sulle domande avremo soltanto l'ultima mezz'ora, quindi diamo un po' di spazio agli SMS che ci sono arrivati, e mi sembra doveroso anche. Una sola battuta prima di cominciare. Sì. Stai attento a dire utero in affitto, perché l'UNAR ha emanato un decalogo per i giornalisti e radioconduttori in cui ci sono delle regole, delle cose che non possono dire, pena essere deferiti. Tipo sì, utero in affitto è dispregiativo, devi sostituirlo con gestazione di sostegno. Ecco, gestazione di sostegno, così va ad bene. esempio. E sapete però quando è l'ultima volta che il governo italiano ha emanato direttive scritte ai giornalisti su cosa scrivere e come scrivere? Quando c'era lui. Quando c'era lui. Arrivavano in orario. Le veline del mitico Mincul Pop. Siamo arrivavano in orario almeno i treni. Esatto. Allora, Goffredo Leghista di Romagna forse è l'SMS più provocatorio, ma che leggo forse anche proprio per questo. Occuparsi di omosessualità all'attuale e fare come i bizantini che nel 400 con il sultano alle porte disquisivano sul restauro dell'ippodromo e sul sesso degli angeli. C'è un collegamento tra questa deriva che sta prendendo la società occidentale e quella barbarie che abbiamo alle porte, che è quella del fondamentalismo islamico? Sono due questioni completamente separate? No, assolutamente sono legate. Tra l'altro è verissima questa, è drammaticamente vera questo paragone storico. E considerate che a me ha impressionato l'ISIS, che sono dei pazzi per carità di Dio, però questi sono informatissimi di quello che succede. Sapete quando Conchita Wurst, sai chi è, no? La cantante, quella che ha vinto il festival della canzone, questa roba qui ha fatto profondamente schifo nell'Islam, e l'ISIS ha avuto buon gioco a convincere anche gli islamici moderati laggiù di dire: guardate che società è. Tra l'altro ho scoperto che l'Unicredit in Austria ha fatto una carta di credito con la faccia di questa qua, che tutti sono costretti a utilizzare. E attenti, perché l'Europa sta dando le proprie armi per la distruzione, perché è facile per loro dire questa è una civiltà malata, che comunque noi, e invocare l'uso legittimo della forza per contrastare un'antropologia che loro considerano perversa. E quindi dobbiamo stare molto attenti. Allora, 2 SMS, scusate se li scelgo tra gli estremi, in mezzo ci sono tanti altri ascoltatori che ci hanno scritto. Abbiamo: buon pomeriggio da una scatenatissima bisex, leghista e tesserata. Mi raccomando, Carnelli, il numero in regia perché dobbiamo approfondire queste questioni. Ma avete idea della percentuale di voti che muove la lobby? Oggi poi il movimento è allo sbando, la sinistra ha deluso. Dove volete che affluiscano i voti? A Dodù. Punto di domanda. Ecco, in un minuto, Gianfranco, la tua opinione sul fatto che un orientamento sessuale diventi una categoria politica. Anche questa è una novità di questo È una tempo. stupidaggine. Anche secondo me, però allora, è una novità. Il discorso più serio che io ho sentito l'11 gennaio dell'anno scorso a Piazza Santi Apostoli, in una manifestazione organizzata dalla Menspurtu, è stato il discorso di un omosessuale. Cioè, questo è salito sul palco e ha detto: guardate, io sono omosessuale, sono fatti miei, convivo con un uomo da 15 anni, benissimo, ma non mi sognerei mai per l'anticamera del cervello di pensare che un bambino non debba avere la sua mamma o suo papà, o che il matrimonio sia una cosa fenomenale. Cioè, e guardate che la stragrande maggioranza degli omosessuali la pensa come me. È soltanto una piccola lobby ideologizzata, politicizzata e ricchissima che sta portando avanti questa follia. Tra l'altro lui diceva: sta strumentalizzando noi omosessuali, e peggio, sta creando un clima che in Italia non esiste l'omofobia, ma se vanno avanti così la creano. Quindi anzi è pericoloso cavalcare questa se gli omosessuali sono una minoranza, e fin qui non ci sono dubbi, pensate che la lobby gay è una minoranza della minoranza. Stiamo parlando dello 0, della popolazione italiana, 0, e di ricchissimi, perché state attenti che tutto l'obiettivo, lo dicevamo prima, no? Dietro c'è il business
Il business sta nella procreazione artificiale, quella roba che stanno facendo insegnare ai bambini piccoli per far entrare in testa che i figli si faranno anche in provetta, e parliamo di tante decine di euro. Ma che io dico, guarda, anche se la mia opinione purtroppo non sono riuscito a trattenerla e l'ho detta, cioè per me trattare l'essere umano da pezzo di ricambio è sbagliato, però fateci votare. Se la maggioranza Certo. poi vota e dice no, noi vogliamo fare queste robe qui, provette, mica provette, per carità, diventa una legge dello Stato, come tante altre che uno non condivide, diventa una legge. L'ho detto benissimo, l'ho detto a Gravidona, a un convegno che ho fatto sabato mattina. Allora, cioè, la procreazione artificiale ha creato un'aberrazione, perché l'uomo da soggetto di diritti è diventato oggetto di diritti, no? E questo guarda, è un passaggio culturale, perché per trovare un precedente così bisogna risalire a quando c'era l'istituto della schiavitù. Sapete a Pertini, no, dove hanno fatto quello sbaglio, quello scambio di embrioni, non so se i radioascoltatori hanno seguito, lo diciamo subito, praticamente una coppia è ricorsa alla fecondazione artificiale, hanno sbagliato e hanno impiantato, questa qui ha partorito, ha detto il figlio è mio. Allora il figlio è di chi ha partorito o di chi? Allora, ma attento, ma su quella roba lì c'è una controversia legale di proprietà, cioè c'è una rivendicazione di proprietà su un essere umano. E sapete a quando bisogna risalire? L'ultimo precedente in cui c'era una rivendicazione di proprietà su un essere umano? Prima di Abramo Lincoln. Bravissimo. Allora, abbiamo pochissimi secondi prima di andare al giornale radio che ci torna ad aggiornare sull'attualità, perché questa è una di quelle puntate in cui noi felicemente perdiamo il filo di quello che sta succedendo nel mondo. Speriamo niente di grave, ma comunque Giuliana Bortolozzo arriva ad aggiornarci tra brevissimo. E poi noi facciamo giuro in giurella. Quando torniamo in studio apriremo le vostre telefonate, sentiremo le vostre contumelie e insomma anche le vostre così dubbi, angosce, perplessità, tutto quello che volete allo 0266 20 35 29 in diretta, ma dopo il GR e dopo la pubblicità. Adesso appunto pubblicità. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale